7756 in cui cerchiamo di commentare insieme e vedere da dove arrivano questi centri sociali, quali sono le ideologie che ci sono. Abbiamo un anonimo che però insomma è un anonimo involontario, uno di quelli che gli è scappato il touch e gli ha mandato un messaggio monco che dice: è incredibile come certe persone cambino la verità per una versione politica fasulla dei fatti come quella che ci hai appena raccontato a detta dei ragazzi dei centri sociali. E su quanto diciamo l'autogol sia chiaro nella ricostruzione della verità ci illumina veramente da ispettore Poirot il nostro Antonio D'Aosta, che ci pone la domanda davvero da Fletcher, da signora in giallo: ma se questi ragazzi vengono investiti, com'è nella loro ricostruzione, e quindi si fanno del male, ok, sono contusi, com'è possibile che un secondo dopo inseguano la macchina veloci come gazzelle e gli saltino sopra? Cioè, o ti sei rotto la gamba, ti sei fatto male, sei a terra, oppure insegui la macchina e la prendi a colpi di casco, a colpi di cinghie, a colpi di sassi, come pare sia stata presa, ripeto, una macchina distrutta completamente, ma che ha avuto il merito di salvare non una ma 4 vite e quantomeno di evitare ferite gravi, perché vi ricordo, stiamo ancora parlando di una situazione che è grave, ma che fortunatamente non ha avuto una situazione di feriti appunto gravi. Paolo dalla Spezia dice che Salvini secondo lui ha fatto i calcoli di quanti voti gli arriveranno con questa vicenda, si chiede. Secondo me sì, ora sembra Gandhi, dice Paolo dalla Spezia. Io penso che Salvini se la sarebbe risparmiata volentieri un'esperienza di questo tipo. Comunque non so come leggere quell'SMS e con quale cifra pensarlo, se era ironico o se era invece critico, non importa, noi lo leggiamo lo stesso. Marco che scrive: a Bologna i veri perdenti sono proprio quei violenti che sono l'anticamera del terrorismo di stampo brigatista. E dopodiché lui si precisa questo messaggio, ma adesso io devo mandare la pubblicità, quindi i messaggi li leggiamo subito dopo la pubblicità e poi arrembaggi marxiani, quelli sì, su Radio Padania con Diego Fusaro. Restate con noi. Papà, fai una magia? Dipende. Aumenta. Vostri sms qui in diretta su Radio Padania Libera, Rebelot, i vostri sms, dicevo, a commento di quello che è successo sabato a Matteo Salvini, sia dal punto di vista che secondo me è il più interessante politicamente, di cosa c'è dietro questi centri sociali, c'è qualcosa di ben preciso secondo me, sentiamo come la pensate voi, ma anche sul fatto in sé, perché abbiamo, ripeto, un ottimo investigatore in Antonio D'Aosta che ha notato una cosa che io, che non sono un buon investigatore di questi fatti, non avevo notato, ossia se ti sei fatto male perché ti hanno investito non puoi correre dietro l'auto in quel modo e con quella veemenza praticamente distruggerla. Ripeto, 10.000 euro i danni stimati all'automobile, che ne vale 8.000, questo è il dato delle perizie che abbiamo potuto così racimolare qui da Radio Padania Libera.
Allora, poi eravamo arrivati però al brodo di cultura, come si dice, più che brodo direi che è un brodo avvelenato, perché Marco, sempre lui, ci ha scritto una cosa che direi ha a che fare con quanto ci siamo detti finora. Il brodo di cultura dei centri sociali non si è modificato. E soprattutto ci sono i cattivi maestri, che sono sempre gli stessi, a portare avanti l'ideologia marxista-leninista comunista, quella della rivoluzione permanente, che è ben lontana dall'essere morta, anche se il muro di Berlino è caduto da 25 anni. Da questo punto di vista mi sembra che ecco, i centri sociali sono davvero dei conservatori dal punto di vista dell'ideologia, sono ormai davvero indietro di 40 anni e non credevo che questa fosse una chiave di lettura realistica, ma mi sembra di avvicinarmici. Massimo da Milano mette l'accento su un altro punto, dice ricostruiamo un servizio d'ordine autonomo per difenderci. E questo può essere da un certo punto di vista organizzativo una idea che ha una sua così fattibilità, però diciamo così che socialmente segna un altro gradino nella tensione politica, perché quando i partiti, quelli che frequentano le strade e non i salotti, incominciano a ricostruire servizi d'ordine, vuol dire A che il clima di incarognimento si è fatto più caldo, e B vuol dire che dietro la grande etichetta Ministero dell'Interno non c'è più un'istituzione capace quantomeno di regolare la vita democratica di un paese, ma sappiamo bene che di democrazia qua non ce n'è poi più tanta. Poi abbiamo un messaggio di un amico che non si firma, ma ci fa notare come lui, come tanti altri italiani, sempre meno purtroppo, ogni mattina ci svegliamo con la consapevolezza che lavorare è fatica e che se perdessimo il lavoro non ci sarebbe centro sociale che ci difenderebbe dalla miseria, ma per il gusto di odiare questi qui cercano di uccidere un leghista perché è uno xenofobo e amico dei fascisti. La realtà è un'altra, scrive questo ascoltatore. La Lega Nord è l'unica che non è xenofoba e che difende il concetto di lavoro contro tutto e contro tutti. Lucia si è un po' annoiata durante il resoconto, mi dispiace, però ci voleva secondo me, perché almeno siamo andati a vedere dietro che quello che viene così semplicemente chiamato centro sociale, ogni tanto bisogna anche fare queste puntate. Sembrava un po' Super Quark, te lo ammetto Lucia, sembrava adesso andiamo a vedere il brontosauro nel suo ambiente naturale, lo ammetto, se probabilmente anche tu una di quelle che con Super Quark si addormenta. Poi abbiamo un altro sms ancora di Tonino che dice è un classico, la Lega viene aggredita dai centri sociali ma i fascisti alla fine sono i leghisti. Questa è un po' come l'avete vista voi questa storia che noi oggi abbiamo toccato, e questa canzone che mandiamo prima dell'inizio delle cronache marziane invece dedicata a tutti quelli che nonostante la verità vanno avanti a portare quella faccia che portano.
fedele di Rebelote di Radio Padania capisce benissimo come su queste frequenze, dopo aver detto quello che abbiamo detto dei centri sociali e delle ideologie che bloccano il mondo, diamo volentieri la parola alla rubrica Arrembaggi marxiani con Diego Fusaro, che è uno studente e professore marxista allievo di Gramsci e Costanzo Preve, così lui si definisce, ma lascio la parola a lui con Arrembaggi marxiani. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Inizia anche oggi, come ogni lunedì sera, tra le 18 e le 18:30, l'appuntamento filosofico con Diego Fusaro, che sono io e vi saluto, all'interno del programma Rebelot di Marco Pinti, che pure saluto. La trasmissione, o meglio, la trasmissione nella trasmissione che io conduco si chiama Arrembaggi marxiani. E come sapete, se siete ascoltatori fissi della radio, si tratta di un'analisi filosofica di quello che individuo essere come uno degli eventi più importanti della settimana. Devo dire che in verità questa settimana ne sono capitati parecchi di eventi e quindi vi è l'imbarazzo nella scelta. E tuttavia ho scelto di prendere in esame in questo mio intervento di oggi un evento che forse più degli altri ha avuto l'attenzione da parte dei media, ed è l'evento della celebrazione della caduta del muro di Berlino. Chiunque abbia acceso la televisione o fatto quella che il filosofo Hegel chiamava la preghiera dell'uomo moderno, cioè la lettura dei giornali, sa bene quanto si sia insistito in ogni testata e in ogni canale televisivo sulla celebrazione della caduta del muro di Berlino. Ora, quello che più mi ha colpito e su cui voglio qui soffermare l'attenzione in questo mio intervento, che parlo naturalmente a titolo soggettivo come Diego Fusaro, è il fatto che la caduta del muro di Berlino è stata salutata ubiquitariamente su tutti i canali e su pressoché tutti i giornali come un evento in sé positivo, quasi come se dalla caduta del muro di Berlino fosse scaturita la libertà universale oggi dominante su tutto il giro d'orizzonte. Ora, non bisogna essere necessariamente scaltri e astuti allievi di Marx e della tradizione critica del pensiero per capire quanto di ideologia sia racchiuso in questo modus operandi, che presenta la fine dell'Unione Sovietica e il crollo del muro di Berlino come un trionfo assoluto della libertà. Ora, io vado, come cerco sempre di fare, controcorrente, cerco di spazzolare la storia contropelo, come suggeriva di fare il filosofo Walter Benjamin, e quindi di restituire alla discussione critica ciò che solitamente, complici le prestazioni del pensiero unico, della manipolazione organizzata e della fabbrica dei consensi, viene presentato come un dogma indiscutibile. Il dogma indiscutibile che io invece voglio discutere è esattamente questo. È stata la fine, peraltro tragicomica, dell'Unione Sovietica, è rimasta sepolta sotto il muro di Berlino, perché dal crollo del muro di Berlino è
rapidamente seguito negli anni seguenti il crollo di tutto il baraccone sovietico, è scaturito da tutto ciò un mondo intessuto di libertà universale di cui occorre fare l'encomio, come si è fatto in questi giorni sui giornali e sulle televisioni? Ne siamo davvero sicuri o occorre piuttosto soffermare criticamente l'attenzione su questo nostro presente? Io con una formula volutamente ironica, ma nemmeno troppo, dico, e ho detto testualmente anche in questi giorni, che peggio del mondo diviso dal muro di Berlino poteva esservi solo ciò che è venuto dopo, cioè il mondo post 1989, il mondo di cui noi tutti siamo oggi abitatori, il mondo del precariato, dei diritti sociali che stanno sparendo, del capitale che sta dominando su tutto l'orizzonte, dell'unico modo di pensare, di parlare e di produrre che si sta imponendo su scala planetaria, distruggendo il diritto alla differenza dei popoli, delle culture, del modo di vivere, delle tradizioni. Siamo sicuri davvero che tutto questo che oggi sta effettivamente dominando sia un bene in quanto tale, o piuttosto non dobbiamo mettere in discussione questo dogma e rivedere la storia, riscrivere un po' la storia che viene pacificamente vista come il trionfo della libertà e il crollo del terribile totalitarismo sovietico sotto le macerie del muro di Berlino? Ripeto, chi vi parla non è un apologeta dell'Unione Sovietica e sono anzi convintissimo che al di là del muro di Berlino, al di là della cortina, non vi fossero rose e fiori. Ne sappiamo abbastanza e la storia ci restituisce infiniti esempi. Ma voglio qui ricordare l'aneddoto, che poi è vero, di quell'esule che fuggito dalla Germania Est è giunto in Occidente, interrogato dagli occidentali su come si vivesse nel regime comunista al di là del muro, così rispose: tutto ciò che ci dicevano su di noi era falso, ma era vero tutto ciò che ci dicevano su di voi. Cioè, appunto, venendo meno il muro di Berlino, si è imposta, ripeto, una visione unica, un pensiero unico, un unico modo di concepire il mondo, la realtà, la storia e la libertà, che è quello di cui siamo ancora oggi cultori ignari, o forse vittime ignare. Ora, ripeto, io non sono un glorificatore dell'ex Unione Sovietica, di cui riconosco pienamente i limiti macroscopici, gli orrori reali, oltre che di pensiero. Ma sono pur sempre convinto che sia sempre meglio una pluralità rispetto all'unità. Per questo dico che peggio del mondo diviso in due blocchi ai tempi della guerra fredda poteva esserci solo ciò che è venuto dopo, il mondo con un unico blocco, quello odierno del pensiero unico e dell'ordine neoliberale a guida statunitense, che distrugge, soffoca e reprime ogni diritto alla differenza dei popoli, delle culture, e insieme soffoca e reprime ogni anelito di riconoscimento da parte degli offesi del pianeta, costretti a vivere a tempo determinato e precario nella migliore delle possibilità e delle ipotesi, e direttamente come disoccupati, senza diritti sociali, senza diritti all'istruzione e alla sanità, nel peggiore dei casi. Questo è lo scenario in cui ci troviamo oggi. Da qui bisogna ripartire per valutare la storia reale e le costellazioni politiche in cui siamo situati. Il muro di Berlino, con la sua presenza pur ingombrante, ripeto, al di là del muro non si stava bene, non c'era il paradiso in terra o l'Eldorado, ma la presenza del muro di Berlino garantiva pur sempre una pluralità, due modelli anziché uno, e poi garantiva sempre la possibilità, diciamo così, per il pensiero libero di immaginare un'alternativa, un mondo diverso che fosse diverso sia rispetto al capitalismo occidentale, sia rispetto al comunismo realizzato dell'Unione Sovietica. Laddove invece, e lo sostengo anche questo a titolo personale come Diego Fusaro, sostengo che venuto meno il muro di Berlino, 1989,
sia venuta meno per ciò stesso la pensabilità di un mondo alternativo rispetto a quello occidentalistico della tecnica planetaria e del consumo, dove appunto si impone, nella forma anche del pensiero unico mondiale, un unico modo di concepire il mondo, un unico modo di pensare la realtà, un unico modo di concepire le cose. Per questo oggi il pensiero unico dominante subito diffama, silenzia e calunnia ogni voce alternativa non piegata al pensiero unico dominante, cioè diffama e demonizza tutto ciò che pensiero unico non è. Io preferisco sempre la pluralità all'unità. Per questo oggi occorre valorizzare, pur con tutti i suoi limiti, la Russia di Putin, perché essa, con tutti i suoi limiti, garantisce una pluralità rispetto al modello unico di tipo americano. Proprio come prima dell'89 la pur contraddittoria esperienza, spesso bagnata di lacrime e sangue, dell'Unione Sovietica, garantiva un'alterità rispetto al capitalismo e quindi una pluralità che rendeva pensabile il diverso rispetto sia al capitalismo sia al comunismo realizzato. Da questo punto di vista si capisce perché oggi è una tragedia sociale la fine dell'Unione Sovietica, è la più grande tragedia geopolitica del secondo Novecento e dovrebbe capirlo anche chi mai ha avuto simpatie per l'Unione Sovietica. Parlo anche di coloro, del coro virtuoso, di coloro che festeggiarono la fine dell'Unione Sovietica, la caduta del muro, o che ancora ieri hanno festeggiato l'anniversario. E proprio mentre festeggiavano, o hanno festeggiato ieri, tale fine, non si accorgono che stanno sparendo tutti quei diritti sociali che fino al 1989 la pur contraddittoria presenza dell'Unione Sovietica rendeva possibili. Perché appunto nel nesso di forza internazionale, capitale e lavoro, la presenza dell'Unione Sovietica garantiva come risposta obbligata anche nei paesi occidentali dei diritti sociali che oggi, venuta meno l'Unione Sovietica, stanno dissolvendosi uno dopo l'altro. Per questo appunto coloro che traevano beneficio dall'esistenza dell'Unione Sovietica non erano tanto coloro che abitavano al di là del muro di Berlino, ma eravamo paradossalmente noi che stavamo di qua e che vivevamo in un capitalismo in certo modo temperato dalla presenza dell'Unione Sovietica che costringeva il capitale a dare risposte di senso e di riconoscimento di diritti sociali proprio perché era presente l'Unione Sovietica. Venuta meno la quale, Berlino 1989 e anni seguenti, il capitale continua a vincere, inanella un successo dietro l'altro. Proprio ieri, dal mio profilo di Diego Fusaro su Twitter, ho scritto testualmente 1989, la più grande tragedia geopolitica del secondo Novecento, e mi ha risposto Pierluigi Battista del Corriere della Sera dicendomi: bene, allora dovresti andare 10 anni al di là del muro di Berlino a vedere come si sta bene. Al che io gli ho risposto ci andrò, o meglio d'accordo, a patto però che lei viva per 10 anni al di qua del muro di Berlino come disoccupato, senza diritti sociali e senza riconoscimento appunto di quei diritti sociali, sanitari che erano garantiti quando ancora c'era l'Unione Sovietica. Questo è il punto in estrema sintesi che bisogna avere presente quando si parla di questi temi. Riconoscere appunto la funzione storica che svolgeva il muro di Berlino. E oggi, ripeto, che pur con tutte le sue contraddizioni, l'ho detto già e lo ripeto, al di là del muro non c'era il paradiso in terra, ma la sua presenza garantiva la pensabilità di essere altrimenti, sia rispetto al capitalismo, sia rispetto al comunismo, e garantiva anche una politica sociale come risposta obbligata alle politiche dell'Unione Sovietica. In questo scenario allora si può ben dire, e così esordivo poc'anzi, che peggio del mondo diviso dal muro di Berlino poteva esserci solo il mondo che è venuto dopo e di cui oggi siamo abitatori. Un mondo che, userò le parole del filosofo Martin Heidegger, un mondo in cui il buio è a tal punto buio che non ci accorgiamo nemmeno più di essere nel buio totale e pensiamo di essere nel pieno della luce. Con questa massima del grande filosofo Martin Heidegger, io Diego Fusaro vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo lunedì prossimo.
nostro tempo e che è Lauretta da Parma, si firma, e credo che sia degna di fare un po' la morale di questa puntata e di toccare un ambito che non abbiamo toccato, ma toccheremo, un altro nodo al fazzoletto. Laura ci scrive così: ragazzi, Salvini ha fatto tutto bene e mi chiedo se lo sa che le brave persone sono aggredite tutti i giorni e, cosa più scandalosa, spesso quando si lavora. Lauretta dice: io faccio l'infermiera al pronto soccorso, stanotte sono stata aggredita verbalmente da una ragazza di colore perché ho chiesto il documento di identità per poter poi curare nel più breve tempo possibile una persona ferita. E ci manda un bacio tutti Lauretta. Però è vero quanto questa violenza che adesso Salvini, se volete, ha reso nella sua maniera mediatica in questo assalto alla sua automobile sia ormai nella quotidianità dei pronti soccorsi e non solo, di tutte quelle realtà che sono a contatto davvero con queste presenze della nostra vita quotidiana. I controllori sui treni, quante volte sono costretti, per far valere una regola, a arrivare lì dove poi incomincia a innescarsi la violenza, e tantissime altre cose. Io vi sto parlando così, il controllore è un esempio che mi viene sulla mia esperienza quotidiana, ma sono sicuro che anche voi ne avete a centinaia. Ma anche la violenza del contesto che si sperimenta a volte quando si va in quei parcheggi automatici dove c'è la cassa e magari il parcheggio è deserto, magari è notte, e si va così alla cassa automatica, si inserisce il tesserino e tutto, e ti arriva di fianco questa persona che, con la scusa di farti capire come funzionerebbe quella macchina, alla fine ti estorce in qualche modo, in una situazione un po' intimidatoria, la monetina. E non è la monetina a fare la differenza, ma è il contesto, il fatto che c'è qualcuno lì che ti prende, ti può davvero fare del male. A volte è la paura che porta a queste cose, quindi è una situazione davvero difficile quella dove ci troviamo a vivere tutti i giorni. È una situazione, come ha detto Diego Fusaro un po' nel suo intervento, che purtroppo in questo momento non ha alternative se non quelle che riusciamo a costruirci tutti i giorni. Certo, per costruirle bisogna prendere atto del crollo del muro di Berlino e di tutti i muri di Berlino, di tutte le ideologie, smetterla di guardare le cose da destra e da sinistra e guardarle oltre. Bene, qui da Radio Padania noi cerchiamo di farlo, non so se ci azzecchiamo sempre, ogni tanto sì, ogni tanto no, però ci proviamo, e più errori facciamo, secondo me, più quantomeno diamo testimonianza di un tentativo di leggere le cose con occhi nuovi. Altri, e ne abbiamo dato conto oggi, invece preferiscono tenere gli occhiali vintage, quelli del 1977, che vanno di moda e permettono ancora di dividere il mondo in buoni e cattivi senza soluzione di appello. Se anche voi volete una visione del mondo così comoda, sono ancora in vendita, anzi in regalo nei centri sociali d'Italia, e non solo, perché poi ci sono le versioni un po' più chic che sono così, nei padri nobili della stessa realtà, che sabato è stata protagonista di un'aggressione a Matteo Salvini. Grande è stato certamente l'autista che è riuscito a sventare questa aggressione. Quindi alle volte vedete come la prontezza di riflessi di una persona può fare in modo che si evitino situazioni più gravi. Quindi a tutti voi buona prontezza di riflessi nella vostra serata, e dal Marco Pinti è tutto, ci sentiamo domani alle 16:30.